Terzo giorno de Compacqui, sempre in Fiumo, Volonterci FM, e oggi mi parla su Giadi, mi parla di un assoggio creato 5 anni fa, di un assoggio intorno alla lingua corsa, soffio di lingua, ne parliamo subito con il presidente Ange François Luzzi. RCFM e Compacqui. L'assoggio è nato 5 anni fa con un gruppo di amici, c'era una domanda della popolazione, di gente, per imparare il corso o di noi di fare i progressi in lingua corsa. Allora, da un mese d'ottobre fino a un mese di gennaio proponiamo sparenti a te, non tematiche sparenti. Ci ritroviamo la tematica scacchi, la tematica cucina corsa, la lingua corsa e ma di nuovo canto, per i deli e per i maggiori. Lo scopo è di imparare la lingua, di parlare la nostra lingua, più piacere. La tele si basano in ventiseri, in pruni di più nuovo, ma di nuovo a Ghisonaccia. La nostra comunità era di proporre a gente di regione luoghi sparenti, luoghi sparenti, per dargli la possibilità di bene ritrovarci e di spartire la nostra passione. Vengono da sparenti luoghi, ci sono quelli che vengono di Abiedia, ma di noi di paesi. Per esempio i paesi di Isera, i paesi di Sangarini, altri paesi che stanno per dare un esempio. C'era un coppio di persone che parlavano da un paese di Vezzani per fare la cucina corsa. Interventi sono persone qualificate, ci sono sia insegnanti, sono persone che sortono di Aligo, per esempio per i scacchi, di Aligo di scacchi, ma di noi persone che hanno lavorato in dei gruppi, come Jean-Claude Fiori, come per esempio Jean-Noël Profis, c'è di noi persone di noi che suonano di chitarra, che sono appassionati. E il nostro scopo è permettere alla popolazione di ritrovarci per spargere la nostra passione. Allora, i progetti siamo di settembre, abbiamo la chance di essere invitati in Parigi per fare un'immersione per la settimana di lingue regionale e questi degli. E in fin d'annata facciamo come tutti gli anni la nostra festa di lingua per mettere in avanti il lavoro di tutte le idee, tutte le persone che hanno lavorato, ma di noi, di intervenenti. E domani ritroveremo un coppio di pegurati installati da voi 20 anni, Xavier e Stefani Bartoli, che sono in Piaggia di Prunelli. A domani dunque per il nostro quarto giorno dei Compacqui in Fiumorbo. RCFM e Compacqui.